Una cordiale buona serata gentili telespettatori e benvenuti al circolo sportivo Stella Azzurra, dove sta per cominciare la partita tra Gruppo Gargremule e Franco Picchiapò, valevole per la settima giornata del campionato di Serie A2 della Lega Calcio 8. La partita comincia in questo momento con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni. Dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi gioca il gruppo Garglemore in maglia viola e calzoncini bianchi. Dalla parte opposta, ovvero dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi, gioca il Franco Picchiapò. I calzoncini sono sempre bianchi ma la maglia è rossa. Ricordiamo che queste due squadre sono in una posizione di classifica molto vicina l'un l'altra, perché nonostante occupino rispettivamente il Franco Picchiapò la terza posizione e il gruppo Garglemore l'ottava, tra appunto le due posizioni in classifica ci sono solamente 3 punti. Infatti il gruppo Garglemore è a 7 punti, mentre ne ha 10 il Franco Picchiapò. Un campionato molto equilibrato per quanto riguarda almeno il terzo posto, che invece vede le due capoliste, vale a dire il Dia Solution e il Tony Ponzi, in netto vantaggio rispetto alle altre, con rispettivamente 19 e 16 punti e che sembrano fare un campionato a parte. Vedremo o comunque come andrà a finire, perché ricordiamo che per passare direttamente in Serie A la squadra che vince il girone deve farlo con almeno 8 punti di scarto rispetto alla seconda. Se questo non avviene rientrano in gioco anche tutte le squadre che poi andranno a giocarsi il terzo posto, perché se la prima non vincerà con almeno 8 punti di scarto questo, attenzione intanto al primo tiro in porta, la palla fuori, diciamo, perché se la prima non vincerà il campionato almeno con 8 punti di scarto sulla seconda, si andrà ai playoff che si giocheranno tra 3 squadre, ovvero la prima, la seconda e la terza, con una semifinale tra la seconda e la terza e poi la finale che verrà giocata tra la vincente di quest'ultima e la prima in classifica. Quindi ovviamente queste due squadre sono nel gruppone insieme allo Udor, insieme alle altre compagini, per potersi giocare questi playoff e quindi per sognare un addirittura ingresso nella elite della calcio 8, vale a dire la Serie A. C'è stato intanto un primo tiro in porta del Franco Picchiapò qualche secondo fa, adesso però reagisce il gruppo Garglemore con questa sfera che viene gestita ancora dagli uomini in viola, che viene allargata sulla sinistra per il numero 6 che scodella in mezzo verso gli attaccanti. Colpo di petto da parte di quelli del Franco Picchiapò che non riescono a spazzare, la palla rimane lì, alla fine viene finalmente allontanata dalla difesa ospite, con il pallone che però termina direttamente tra le braccia del portiere del gruppo Garglemore, ovvero il numero 1 Valletta. Ricordiamo che questa squadra, il gruppo Garglemore, la settimana prossima giocherà contro una delle grandi favorite, per il momento secondo in classifica, ovvero il Tony Ponzi Investigazione, che è appunto dietro di 3 punti la Dia Solution che è prima a 19, il Tony Ponzi Investigazione secondo a 16, mentre per il Franco Picchiapò gli impegni più difficili sono già tutti terminati. La squadra ospite oggi gioca ovviamente per la vittoria, perché questa gli consentirebbe di avvicinarsi sensibilmente alle due grandi, portandosi a 3 punti dal Tony Ponzi Investigazioni e a 6 punti dalla Dia Solution. Gruppo Garglemore che veniva da un periodo abbastanza negativo, che però ha interrotto settimana scorsa con la vittoria per 6-5 contro lo Udor. Dall'altra parte il Franco Picchiapò è una squadra in forma, una squadra che sicuramente se la gioca contro tutte le più forti e che oggi parte probabilmente favorita contro quelli del gruppo Garglemore, che però sono qui per ovviamente sovvertire il pronostico e per cercare la vittoria. La palla ancora lanciata sulla sinistra verso Frazzini, che scarica all'indietro per il numero 3, quindi ancora la sfera allargata sul numero 5 che riceve sempre sulla sinistra, preferisce poi gestire la sfera in direzione dei compagni che però non riescono a trattenerla. Alla fine la recupera dopo un errore in disimpegno difensivo del Franco Picchiapò, che la spazza col colpo di testa del difensore. La palla viene recuperata dal numero 15, ovvero Temperini, che la gestisce verticalizzazione verso gli attaccanti con il numero 9 che prova ad andarsene a centrocampo, salta un avversario, salta il secondo, attenzione se la porta sul sinistro, vertice sinistro dell'area di rigore, a 2 avversari davanti, prova a saltare tutta la difesa il numero 9, l'attaccante centrale, ovvero il fortissimo Tiziano Morganti, che però alla fine viene fermato. Riparte il gruppo Garglemore con questa azione sulla destra, attenzione al cross in mezzo che forse era indirizzato sulla sinistra verso il compagno che stava inserendosi. Alla fine spazza il Franco Picchiapò, arriva però il tiro parato dal portiere, calcio d'angolo sulla destra. Prima vera conclusione di questa partita, prima vera conclusione pericolosa dopo il calcio di punizione dei primissimi minuti che era stato effettuato dal Franco Picchiapò. Prima conclusione per il gruppo Garglemore con la parata del portiere, anche se una parata non difficilissima. Il tiro comunque insidioso è stato deviato dall'estremo difensore del Franco Picchiapò,
il numero 1, ovvero Castellani. Adesso si va al rinvio con il portiere verso ancora gli attaccanti, con il numero 9 sempre attivissimo. Stiamo parlando ovviamente di Morganti. Morganti prova la conclusione sempre col suo piede favorito, ovvero il sinistro. Viene rimpallata, ci sarà una rimessa laterale, anzi un calcio d'angolo sulla sinistra. Non era stato Morganti a concludere, bensì il numero 3 Pinelli. Comunque sempre corner sulla sinistra e opportunità per il Franco Picchiapò. Ancora 0-0 dopo 6 minuti qui la Stella Azzurra. Cross sul primo palo, respinto, poi la rinvio, capita ancora sui piedi di un giocatore che calcia, palla alta sulla traversa. Primo vero tentativo pericoloso di questa partita anche per il gruppo Carglemora, con questo tiro in porta alto sulla traversa, nessun pericolo per i pali difesi da Valletta. Ora ancora un calcio d'angolo battuto corto sul primo palo, stavolta alla sua terra, ennesimo intercetto, ennesima sfera in calcio d'angolo, un altro corner, stavolta attraversa tutta l'area di rigore, termine addirittura in fallo laterale per la rimessa in campo del gruppo Carglemora. Quindi 6 minuti qui alla Stella Azzurra e il gruppo Carglemora in questi ultimi secondi è stato impegnato a difendersi contro gli attacchi del Franco Picchiapò, che sono venuti soprattutto da calcio piazzato. Adesso riparte verticalizzazione verso gli attaccanti che vengono fermati, riparte sempre la squadra in rosso con Temperini che scarica all'indietro verso un compagno, quindi allarga per il terzino che si sovrappone, verticalizzazione ancora per Morganti che però sbaglia il controllo, ancora Temperini, viene prestato alto dai giocatori in viola che però non riescono a strappare il pallone ai giocatori ospiti. Alla fine ci riescono, la pressione funziona, attenzione, si combatte su questa sfera col numero 10 che la recupera a centrocampo, poi la perde ancora, Morganti scarica all'indietro per i compagni che hanno spazio e tempo per poter impostare la manovra. Settimo minuto, Temperini sulla sinistra, può essere cercato il numero 13, ovvero Mosca. Attenzione a questa verticalizzazione sbagliata perché nessuno riesce ad arrivare sulla sfera che termina sul fondo. Intanto scusiamo perché il numero 13 non è Mosca bensì Galea, colui che aveva effettuato il lancio verso il numero 9 Morganti, che però non era riuscito ad agganciare il pallone che era finito in fallo laterale sulla destra, già battuto dal gruppo Carglemora che se ne va sulla sinistra, in mezzo a cercare ancora il numero 10 che viene anticipato, poi in qualche modo arriva comunque sulla sfera, si tratta di Bianco se la porta sul sinistro, sulla sua fascia di competenza, viene fermato, ancora fallo laterale, già battuto, c'è largo sulla destra il capitano Pier Giorgio Frazzini che però non riceve, si va direttamente alla conclusione che termina fuori, conclusione insidiosa ma tutt'altro che pericolosa perché il portiere comunque controlla. Conclusione tra l'altro da lontanissimo, addirittura al di là del cerchio di centrocampo. Ora colpo di testa da parte del numero 3, ovvero Pinelli in direzione degli attaccanti senza fortuna, recupera ancora il gruppo Carglemora con questo lancio da parte di Frazzini dalla destra verso la sinistra, intercetto da parte dei giocatori del Franco Picchiapò che però non controllano, disimpegno difensivo sbagliato, e rimessa laterale concessa in attacco, attenzione al colpo di testa ancora a cercare gli attaccanti, Frazzini torna sul pallone, tocca la sfera forse con le mani, vediamo, si discute con l'arbitro, arbitro che aveva già fischiato un calcio di punizione, un calcio di punizione dal limite dell'area e che quindi ovviamente non ha visto questo fallo di mano da parte di Frazzini che era giudicato già a palla ferma quando la decisione da parte del direttore di gara era già stata presa. Calcio di punizione dalla tre quarti campo con il numero 10 Bianco sulla sfera che potrebbe anche calciare col sinistro. Ci sono due uomini in barriera per il Franco Picchiapò che è impegnato a difendersi in questa azione. Siamo ormai giunti quasi al 9° minuto di gioco, siamo 0-0 qui alla Stella Azzurra, 0-0 che è un risultato che ricordiamo non serve a nessuno perché non fa nient'altro che aumentare la confusione che regna in questo gruppo della Stella Azzurra, con un girone che in pratica, a parte le prime due di Esolution e Tony Ponzi Investigazione, equilibratissimo, con tutte le squadre dalla terza all'ultima che possono arrivare al terzo posto. Attenzione al calcio di punizione, palla alta sulla traversa controllata dal portiere, ci sarà una rimessa dal fondo per il numero 1 del Franco Picchiapò che la rimette in campo proprio con le mani verso gli attaccanti che vengono anticipati da questo colpo di testa da parte del numero 3, ovvero Fineamore, che cede direttamente la sfera al portiere. Si ricomincia con Bianco, il regista basso di questa sfera, che può cercare subito sulla sinistra il capitano Pier Giorgio Frazzini, ancora verso Bianco che con la sinistra scodella in attacco. Vengono anticipati però i centroavanti del gruppo Carglemora che tornano sulla sfera. Attenzione a Bianco che se ne va, se la porta sul sinistro, allarga sulla sua fascia di competenza verso un compagno, 1 contro 1, in mezzo ancora per gli attaccanti, e alla fine la sfera può tornare a Bianco, un intercetto addirittura da parte dell'arbitro che forse disturba l'azione del gruppo Carglemora, che però torna sempre in possesso. Il numero 11 prova ad avanzare, si sposta sulla destra,
va a questo traversone che era forse addirittura un tiro in porta perché era molto teso, viene respinto, calcio di punizione, anzi rimessa laterale sulla destra con Frazzini, ancora il numero 11 che dà la palla in verticale verso gli attaccanti, senza fortuna, molto attivo o Crielesi, Antonio Crielesi, vale a dire il numero 11 del gruppo Carglemur insieme a Bianco e Frazzini, è sicuramente uno dei migliori. Attenzione a questo tiro con la parata del portiere, un tiro un po' a sorpresa che stava per rendere la vita pericolosa e la vita ovviamente non facile alla portiere appunto del Franco Picchiapò. Si riparte con il numero 3 Finamore, Bianco. 11° minuto, quasi qui alla Stella Azzurra, verticalizzazione, Frazzini col destro prova a mettere in mezzo, traversone che però scavalca tutti e dalla destra va sulla sinistra dove ci sono i terzini impegnati a difendersi dal pressing alto, ancora Finamore che deve fronteggiare un attaccante avversario, Frazzini sulla destra, scodella con il suo piede preferito in direzione ancora degli attaccanti con Crielesi che viene anticipato dalla difesa del Franco Picchiapò che però in difficoltà, recupera il gruppo Carglemur, attenzione a questo tentativo di cross con la palla che viene svirgolata da parte del numero 8 Francella che aveva recuperato proprio all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla destra ma che ha invece sbagliato clamorosamente il cross. Palla è finita sul fondo, rimessa subito in campo dalla portiere con Pinelli che prova questa conclusione, effettua il tiro, calcio addosso a Frazzini, lo travolge, c'è un fallo, ci sarà anche un calcio di punizione per il gruppo Carglemur con Pinelli che chiede scusa al capitano della squadra di casa che adesso comunque dopo aver un po' sofficato rimane in campo, non servono nemmeno le cure mediche del caso, si riparte direttamente con Frazzini che ovviamente rimane sul terreno del gioco. Lunga verticalizzazione, ancora il Franco Picchiapò con questa conclusione dalla distanza da parte di Pinelli che termina sul fondo senza nessun pericolo. Una partita per il momento non bellissima, sicuramente intensità, ritmo, possesso palla da una parte e dall'altra, le squadre sono corte, ma di occasioni ne abbiamo viste ben poche, sono stati più i calci piazzati alla fine a fare la differenza o comunque a dare un po' di brio a questa partita e a vivacizzarla, piuttosto che le singole giocate individuali oppure la costruzione della manovra offensiva da parte di una delle due squadre o di entrambe. Palla ancora scodellata in mezzo in direzione degli attaccanti, senza fortuna perché riesce a recuperare ancora il portiere che lancia verso lo scatenato numero 9, ovvero Morganti. La sfera però è troppo lunga anche per lui, questa palla vagante finisce per andare sul fondo e viene rimessa con la rimessa appunto laterale da parte di Finamore con le mani verso gli attaccanti. Bianco se la può portare sul sinistro, scarica con questo piede in direzione del centrocampista che andava all'inserimento. Il suggerimento è troppo lungo, allora il portiere rinvia a centrocampo, però ancora la meglio Temperini che deve difendersi all'attacco di Crielesi che alla fine lo mette giù. Calcio di punizione per il Franco Picchiapò e fallo quindi di Crielesi su Temperini. Può respirare un po' la squadra in rosso che negli ultimi minuti sta soffrendo la pressione e soprattutto l'intensità, il ritmo molto alto da parte del gruppo Carglemur. Calcio di punizione, attenzione perché è molto insidiosa, la palla rimane lì, un doppio rimpallo stava per favorire addirittura il Franco Picchiapò. Alla fine si salva il gruppo Carglemur, vediamo però ci sarà una rimessa laterale sulla destra e quindi un tentativo in zona offensiva di poter rimettere in campo il pallone e fare male per quelli della squadra avversaria. In mezzo ancora a cercare gli attaccanti, colpo di testa che però attraversa tutta l'area di rigore, viene controllato dal numero 5 il capitano Pier Giorgio Frazzini che la va a rimettere in campo con le mani verso Finamore che è pressato alto, la lancia in direzione ancora di Crielesi che ha qualche difficoltà al momento dello stop, poi la recupera Bianco, un gioco di gambe, un dribbling che poi favorisce comunque i suoi difensori, scarica verso Finamore che gira sulla sinistra, prova ad avanzare col fraseggio il gruppo Carglemur, Bianco regista basso, allarga verso il capitano Frazzini che si sovrappone sulla destra, cross in mezzo, un po' arretrato ancora a cercare gli attaccanti con Crielesi che deve lottare su questo pallone. Sempre Bianco se la porta sul sinistro, scarica sulla stessa fascia verso un compagno, terzino sinistro che però sbaglia l'aggancio, finisce fuori la sfera e quindi rimessa laterale sulla destra in zona difensiva però per il Franco Picchiapò che è ancora posizionato dietro la linea di metà campo e che per il momento sta avendo difficoltà a fronteggiare il possesso palla del gruppo Carglemur, nonostante alla fine quest'ultimo non abbia portato i frutti sperati perché di occasioni se ne sono viste ben poche e perché siamo ancora sullo 0-0 dopo 15 minuti. Attenzione a questo 1 contro 1 sulla sinistra da parte di Bianco che però viene fermato, la recupera sempre il numero 9 Morganti che da centroavanti è sceso anche a centrocampo per andare a recuperare questa sfera e per riuscire ad impostare l'azione, prova a creare un po' di spazio, scarica verso il numero 13 che verticalizza verso Pinelli, passaggio di ritorno sempre per Morganti
Morganti, non si intendono i due, triangolo che non si chiude, recupera ancora il portiere del gruppo Carglemur, ovvero Mattia Valletta. Adesso il pallone gestito in difesa con Bianco che se la porta sul sinistro, poi scarta un avversario sul destro, sovrapposizione di Frazzini sulla destra che riceve, cross del capitano all'indietro verso ancora un tiro da parte di un compagno che però è alto sulla traversa. Niente da fare per il gruppo Carglemur, siamo giunti quasi al 16esimo, mancano quindi poco più di 9 minuti alla fine di questo primo tempo, siamo ancora al 0-0, di occasioni da gol se ne sono viste poche, o almeno di occasioni da gol riguardevoli e quindi degne di nota. Il Franco Picchiapò per il momento resiste agli attacchi del gruppo Carglemur che sembrano poco convinti, soprattutto possesso palla da parte della squadra in viola. Dall'altra parte tentativo sì di chiudersi al riccio, ma la squadra è tutt'altro che corta perché il Franco Picchiapò oggi in maglia rossa ha grandi difficoltà a materializzare poi la buona difesa in tentativi di ripartenza in attacco. Attenzione intanto a questo tiro deviato dal portiere, calcio d'angolo sulla sinistra. Diciamo il Franco Picchiapò ha grossi problemi nel poter poi trasformare la buona difesa e quindi le azioni di disimpegno della retroguardia verso il passaggio finale per gli attaccanti, e questo non si materializza mai in azioni pericolose, e questo forse è il grande punto debole da parte della squadra ospite, che adesso comunque dopo questo tiro dalla distanza deviato dal portiere avrà la possibilità di battere un calcio d'angolo sulla sinistra. Attenzione intanto al tiro, l'incredibile palo. La palla rimane lì, si lotta, forse c'è un fallo di mano, protesta da parte di quelli del Franco Picchiapò con l'arbitro che non fischia e che lascia correre l'azione. Alla fine un lungo lancio dalla difesa verso l'attacco con la sfera che finisce sul fondo, niente di fatto per il Franco Picchiapò che però andava a reclamare quello che sembrava un dubbio fallo di mano al limite dell'area e quindi un calcio di punizione da buona posizione. Attenzione a Bianco che va a questa conclusione fuori di poco. Si sta piano piano alzando il ritmo di questa partita, stanno arrivando anche le occasioni da gol che sono quelle che mancavano, che erano mancate proprio all'inizio di questo match. Siamo ancora a 0-0, siamo al 17esimo, mancano 8 minuti alla fine del primo tempo. Ci sono state delle occasioni sia da una parte che dall'altra, qualche protesta da parte dei giocatori del gruppo del Franco Picchiapò che hanno reclamato un calcio di punizione al limite dell'area dopo un presunto tocco di mano. Attenzione alla palla in mezzo, sempre per Pinelli che combatte su questa sfera, il portiere esce, fa un po' di pasticcio alla fine, vediamo che cosa decide l'arbitro. Dovrebbe essere rimessa laterale sulla destra, però c'è un giocatore del gruppo Carglemur che è rimasto a terra e l'arbitro si sincera delle sue condizioni, quindi va a prestare lo staff le cure mediche del caso. Siamo ormai al 18esimo minuto di questo primo tempo, ne mancano 7 alla fine della frazione iniziale. Siamo 0-0 tra gruppo Carglemur e Franco Picchiapò, con i giocatori di casa che hanno sicuramente in un primo momento, quindi in una prima fase di questo primo tempo, avuto la meglio soprattutto per quanto riguarda il piano dell'intensità e quello del possesso palla sugli avversari. Poi sono tornati sotto i giocatori del Franco Picchiapò che soprattutto grazie alla qualità dei propri singoli, ovvero Temperini, ovvero Morganti e Pinelli, hanno portato dei pericoli alla porta a difesa dal numero 1 del gruppo Carglemur, squadra in viola, che schiera appunto tra i pali Mattia Valletta. La rimessa laterale con la destra con le mani, attenzione a questo tiro alto sulla traversa. Intanto time out in campo chiamato dai giocatori del gruppo Carglemur quando siamo giunti quasi al 19esimo minuto. Si riparte per questi 6 minuti e mezzo finali del primo tempo con il risultato ancora sullo 0-0 tra gruppo Carglemur e Franco Picchiapò. Ricordiamo che ci sono state delle occasioni sia da una parte che dall'altra, con gli uomini in viola che hanno soprattutto provato dalla distanza dopo essere riusciti a mettere in campo un importante possesso palla, anche se poi questo fraseggio non ha portato alle occasioni sperate. Dall'altra parte invece le opportunità per il Franco Picchiapò sono soprattutto capitate sui piedi di giocatori che hanno saputo sfruttare al meglio i calci piazzati, anche un palo colpito anche se un po' rocambolesco. Comunque adesso il match è ricominciato e la sfera viene gestita dai giocatori di casa con Finamore che allarga sulla sinistra, c'è sempre sulla destra Libro il capitano Frazzini che potrebbe ricevere, viene preferita ancora la via centrale con Bianco che poi si fa portare via la sfera da Pinelli, che alla fine riesce anche a guadagnare una rimessa laterale sulla sinistra che verrà segnata proprio ai giocatori del Franco Picchiapò, con le mani in mezzo a cercare ancora gli attaccanti, colpo di testa, girare in direzione di Morganti, la palla rimane lì con Temperini che può arrivarci, chiude il numero 7 in modo molto lesto. Si trattava di Daniele Vazzana che poi spazza e mette la sfera in fallo laterale.
fallo laterale dietro la linea di centrocampo che verrà battuto adesso da Franco Picchiapò, che in questi ultimi minuti della prima frazione cerca di attaccare per portare pericoli alla porta, alla difesa da Valletta e soprattutto per presentarsi in vantaggio, ovviamente è quello che sperano i giocatori ospiti, all'inizio del secondo tempo, e quindi giocarsi le proprie possibilità nel migliore dei modi. Ancora un colpo di testa, uno spiovente a centrocampo, l'ennesimo pallone recuperato dal gruppo Carl Glenmore, che poi viene ancora perso, poi ancora recuperato perché è rimessa laterale sulla sinistra per i giocatori in viola. Siamo ormai al 21esimo minuto, mancano 4 minuti poco più alla fine di questo primo tempo e siamo 0-0, una partita non bellissima per il momento, anche se confidiamo che possa salire di ritmo, ma soprattutto di numero di occasioni che finora sono state conteggiate. Finora ne sono state conteggiate a dir vero poche. Nella ripresa si mette in campo con le mani Valletta, che allarga sulla sinistra in direzione di un compagno, c'è Bianco che si fa vedere a centrocampo e non viene cercato. Si preferisce l'1 contro 1 da parte del numero 7 Vazzana, che poi perde la palla contropiede. Attenzione a Morganti sulla destra, Morganti lato corto dell'area di rigore, la può mettere in mezzo dalla destra, cross basso che viene intercettato, subito gestito dal gruppo Carglemolo, che prova a ripartire in contropiede con Bianco che ha qualche difficoltà, alla fine riesce comunque ad allargare per Frazzini, al momento di accentrarsi perde la sfera, l'arbitro dice che è viola e quindi è rimessa laterale per il gruppo Carglemore, con la palla che è uno spiovente. Frazzini viene ancora anticipato da un difensore, Pinelli, e poi alla fine Frazzini viene ammonito, ammonizione quindi per il capitano del gruppo Carglemore. Dopo questo fallo tattico cercava di fermare e effettivamente ci è riuscito il contropiede dell'avversario, ovvero il numero 3 Pinelli, e l'arbitro ha sanzionato questa condotta di gara definita scorretta, soprattutto perché questa avrebbe potuto essere una buona occasione da gol per il Franco Picchiapò, che si sarebbe potuto involare sulla sinistra, sulla fascia quindi di competenza dello stesso Pinelli, verso la porta. Calcio di punizione, un cross in mezzo, ma è larghissimo, nessuno può arrivarci. 22esimo, mancano 3 minuti alla fine più eventuale recupero, vedremo se l'arbitro ne concederà. Fatto sta che non è che stiamo assistendo ad una grandissima partita qui alla Stella Azzurra, anche se confidiamo in un miglior secondo tempo, soprattutto sul piano delle occasioni. Intanto tiro in porta, parata da parte dell'estremo difensore del Franco Picchiapò, che la rimette subito in campo con i piedi, osserva e aspetta il posizionamento dei compagni, lancia a lungo ancora verso Pinelli, che però si fa scavalcare da questa traiettoria che alla fine termina tra le braccia di Valletta, che rimette subito in campo verso Bianco che avanza, se la porta sulla sinistra, verticalizzazione ancora per gli attaccanti, passaggio di ritorno sbagliato per Bianco, triangolo che non si chiude, quindi rimessa laterale sulla sinistra sempre per il Franco Picchiapò, con le mani in direzione ancora degli attaccanti, con Morganti che è sceso a centrocampo a prendere la sfera, tanto un avversario, tanto un secondo, viene messo giù, c'è un altro fallo. Stavolta non c'è ammonizione, fallo da parte del numero 11 Crielesi e calcio di punizione quando siamo giunti al 23esimo, a 2 dalla fine di questo primo tempo, per il Franco Picchiapò, anche se siamo da posizione lontanissima dalla porta, difesa dall'estremo difensore quindi di questa squadra, ovvero Valletta, perché siamo in pratica a centrocampo. Fischia l'arbitro in questo momento, si va alla battuta, cross in mezzo con il colpo di testa da parte di un difensore del gruppo Carglemore che la devia in calcio d'angolo. 1 minuto e mezzo alla fine di questo primo tempo, 0-0 tra gruppo Carglemore e Franco Picchiapò. Con questo risultato la prima sale a 8 punti, la seconda a 11 in classifica. Calcio d'angolo sulla seconda, con questo traversone che però viene deviato dai giocatori in viola e ancora una volta salvano il proprio portiere da eventuali e potenziali altri pericoli. La palla è sempre però in possesso degli avversari, che avranno un altro corner, stavolta dall'altra parte, cross in mezzo, raso terra, ennesima deviazione, ennesimo calcio d'angolo, 24esimo, meno di un minuto alla fine più eventuale recupero di questo primo tempo, calcio d'angolo battuto, ancora un rinvio da parte della difesa del gruppo Carglemore che mette fuori, rimessa laterale per il Franco Picchiapò, con le mani ancora in direzione di Morganti, che viene anticipato dall'intervento di destra di un difensore. Ancora Morganti, però a saltare un avversario ci riesce, la scarica sulla destra verso un compagno che va alla conclusione, parata del portiere e calcio d'angolo sulla sinistra. Ci sarà invece un fallo laterale, non un calcio d'angolo, perché la palla non è uscita sul fondo bensì solo di lato. Viene battuto in questo momento ancora da Pinelli, palla in mezzo che attraversa tutta l'area di rigore e poi non riesce ad arrivarci nel modo ottimale
come avrebbe sperato il numero 9 Morganti, se la porta invece sul fondo con questo colpo di testa non certo pericoloso, quindi niente da fare, si va ancora alla rimessa con le mani verso il numero 10 bianco, niente da fare per lui. Palla rimessa subito in campo da parte dei giocatori in viola, senza fortuna però con le mani ancora il capitano Frazzini, che adesso riceve il tempo regolamentare scaduto. Aspettiamo l'indicazione dell'arbitro di minuti di recupero, se ce ne saranno. Un altro intercetto, un'altra rimessa laterale sulla sinistra. L'arbitro guarda l'orologio, si porta il fischietto alla bocca, dovrebbe fischiare veramente tra qualche istante. Questa è l'ultima azione, attenzione al tiro che diventa pericoloso, finisce sul fondo. Calcio d'angolo sulla destra per il Franco Picchiapò, palla in mezzo, secondo palo, attenzione al colpo di testa del gruppo Carglemura che spazza, vediamo se l'arbitro lascia scorrere per questo contropiede, che alla fine però non è fortunato perché ne invia ancora il Franco Picchiapò. La palla rimane in fase offensiva per i giocatori ospiti, poi termina sul fondo, fuori, l'arbitro fischia, termina il primo tempo, 0-0 tra gruppo Carglemura e Franco Picchiapò. Poche emozioni, ci vediamo per la ripresa. Si riparte per questa ripresa con le squadre schierate secondo le seguenti disposizioni, quindi a parti inverse. Dalla destra alla sinistra dei vostri delle schermi gioca il gruppo Carglemur in maglia viola e calzoncini bianchi. Dalla parte opposta, quindi dalla sinistra alla destra dei vostri delle schermi, i calzoncini sono sempre bianchi ma la maglia è rossa per il Franco Picchiapò. Ricordiamo che alla fine del primo tempo siamo 0-0 con le squadre che ci hanno regalato una partita non certo ricchissima di emozioni, anche se abbiamo ammirato comunque un buon posizionamento in campo da parte delle due compagini che sembrano molto ordinate, squadre che si mantengono corte, non tante opportunità, non un ritmo altissimo, non un'intensità da grandi appuntamenti di questa Serie 2 della Lega Calcio 8, ma ha comunque una partita piacevole, con adesso il gruppo Carglemur in possesso palla. Attenzione a il numero 11 Crielesi, che è tornato in difesa ad aiutare i compagni, riceve ancora non presso il Franco Picchiapò, che lascia la costruzione dell'azione alla squadra di casa. Lunga verticalizzazione da parte sempre di Crielesi verso il numero 7, ovvero Vazzana, che però non ha trovato l'intercetto perché è arrivato prima il portiere sul pallone. Attenzione intanto a questo cross dalla destra verso la sinistra in direzione ancora dei compagni, col Franco Picchiapò impegnato in questo attacco, senza fortuna però, perché termina sul fondo questo cross e quindi si provvederà dalla parte del gruppo Carglemur a una rimessa in campo con le mani. Attenzione ancora al pressing da parte del Franco Picchiapò con Francella, che però controlla molto bene, scarica indietro verso Finamore, quindi Frazzini che rischia un po', palla in orizzontale ancora per Francella, Finamore in verticale sbaglia, la recupera il Franco Picchiapò, poi alla fine spazza la difesa, si salva ancora il gruppo Carglemur disattente in questo disimpegno della rispettiva retroguardia. C'è comunque la capacità da parte della squadra di casa di recuperare molto velocemente dagli eventuali errori che vengono commessi. Ora ancora un altro rinvio che finisce fuori e si concede una rimessa laterale, l'ennesima per il Franco Picchiapò in zona offensiva. Attenzione ancora a questa sfera gestita dal numero 7 che può andare alla conclusione, viene rimpallata, un altro rimpallo poi stavolta favorisce il gruppo Carglemur con il numero 8 del Franco Picchiapò, che alla fine ha meglio e che la mette in fallo laterale. Si trattava ancora dell'onnipresente Morganti, fallo laterale già battuto con Bianco che prova ad andarsene senza fortuna, palla al lato e ancora rimessa per i viola. Francella scarica sulla destra verso Frazzini, cross deviato, calcio, anzi scusate, rimessa laterale sulla sinistra, subito dall'altra parte con il numero 8 sempre Francella che si accentra verso Finamore, che può avanzare, supera la linea di centrocampo, cede ancora per Frazzini che gira sull'out destro, quindi Bianco ancora passaggio di ritorno verso Frazzini, troppo lungo però per il terzino destro e capitano del gruppo Carglemur. A chiudere il triangolo ci pensa invece il portiere, che intercetta e impedisce che il passaggio di ritorno vada a buon fine. A lunga verticalizzazione da parte dell'estremo difensore della Franco Picchiapò, trova solamente maglie viola in quella zona di campo e quindi è poco al di là dell'area di rigore avversaria, con un colpo di testa da parte della difesa dello stesso gruppo Carglemur, che concede in zona offensiva una rimessa laterale alla Franco Picchiapò. Intanto si aspettano le cure mediche del caso, che vengono ricevute da Frazzini, anzi no, era solamente un problema tecnico, si doveva allacciare gli scarpini. Si cambia anche il pallone con cui si stava giocando era sgonfio e quindi si ricomincia con una rimessa laterale sulla destra per il Franco Picchiapò, quando siamo giunti ormai al quarto minuto di gioco e siamo a 21 primi dalla fine di questo secondo tempo e quindi della partita.
Ancora un pallone in mezzo, alla fine va alla conclusione la squadra in rosso, altissima sulla traversa, c'è stata però una deviazione e quindi ci sarà un corner sulla sinistra. Quarto minuto, 21 alla fine, 0-0 che non si sblocca quella stella azzurra. Ci prova ora il Franco Picchiapoco in questo calcio d'angolo sulla sinistra. Palla, attenzione, che termina addirittura in rete, un gol da calcio d'angolo, non riusciamo a capire se ci sia stata una deviazione. Comunque fatto sta che siamo 1-0 quando siamo al quinto minuto di gioco di questo secondo tempo. Battuta veloce da parte del gruppo Carglemore che prova addirittura a tirare da centrocampo senza però fortuna, perché la sfera viene ancora gestita dai giocatori della Franco Picchiapo che poi la perdono. La recuperano quindi il gruppo Carglemore che subiscono fallo a centrocampo con il numero 7 Vazzana che va alla battuta del calcio di punizione, la lascia al capitano Frazzini che allarga sulla destra verso un compagno. Si torna ancora da Vazzana che potrebbe chiudere il triangolo con un compagno, non ci riesce, perde la sfera a contropiede, pala in verticale verso il numero 9 ovvero Fratini, è troppo lunga per il centravanti del Franco Picchiapò che comunque deve fermarsi perché l'arbitro aveva fischiato, la palla era uscita, rimessa laterale, già battuta. Penetrazione da parte del numero 7 ancora Vazzana che prova a fare tutto da solo sull'out destro, viene fermato, palla deviata, calcio d'angolo sulla destra sempre per il gruppo Carglemore, secondo palo, attenzione a questo colpo di testa che però non è fortunato, recupera sempre il Franco Picchiapò che se ne va in verticale con questo lancio in direzione del numero 9 Fratini che viene però anticipato dalla difesa con Frazzini bravissimo a calciare fuori, rimessa laterale sulla destra in zona offensiva, sesto minuto 1-0 per il Franco Picchiapò che l'ha sbloccata addirittura da un'azione da calcio d'angolo, un calcio d'angolo che è finito direttamente in porta, un cross calciato teso a girare, errore evidente sia della difesa del gruppo Carglemore che ovviamente del portiere, ma c'è spazio per recuperare per gli uomini di Pier Giorgio Frazzini che devono attaccare, la perdono, contropiede sempre del Franco Picchiapò, conclusione parata a terra del portiere. Rimette subito in campo il numero 1 Valletta verso i compagni con Bianco che verticalizza in direzione degli attaccanti che vengono anticipati da questo lungo rinvio da parte della difesa del Franco Picchiapò che può intanto riposare, rifiatare e concedere il possesso palla e ovviamente la gestione dell'azione offensiva al gruppo Carglemore che è la squadra anche più interessata a farlo perché ricordiamo deve recuperare per forza di cose questo 1-0, uno svantaggio che in questo momento sta dando ovviamente la vittoria al Franco Picchiapò con gli uomini di Pier Giorgio Frazzini e quindi la squadra che in questo momento occupa l'ottava posizione a 7 punti in classifica che rimarrebbe tale e si allontanerebbe molto dalla zona playoff che a quel punto rischierebbero anche di diventare un discorso a 3 con il Tony Ponzi Investigazioni secondo in classifica, il Dia Solution primo a 19 con 3 punti di vantaggio proprio sul Tony Ponzi Investigazioni che potrebbero ritrovarsi come terzo incomodo appunto il Franco Picchiapò che salirebbe a 13, a 3 dal Tony Ponzi, a 6 dal Dia Solution, ancora un intercetto da parte di Frattini che se ne va sulla sinistra, conclusione, palla sul fondo di poco a fil di palo. La rimette in campo il portiere con le mani in direzione ancora di Finamore che scarica verso il numero 8 ovvero Francella verso il numero 11 che sbaglia, attenzione recupera il Franco Picchiapò, conclusione altissima sulla traversa con ancora Fratini, scusate, quasi un omonimo di Frazzini, il capitano del gruppo Carglemore che spara alto sulla traversa, attenzione ancora alla numero 8 che se ne va, salta un avversario, salta un secondo, palla in orizzontale verso Frazzini che può gestirla, preferisce verticalizzare verso gli attaccanti, rischia un po' il portiere in questo doppio intervento con la prima uscita non molto sicura ai danni dell'attaccante, alla fine fa comunque sulla sfera, ottavo minuto, sempre rinvio da parte dell'estremo difensore del Franco Picchiapò in una zona dove ci sono solamente maglie viola che poi non riescono a controllare questa sfera e quando siamo all'ottavo minuto 17 dalla fine di questa partita c'è una rimessa laterale in zona offensiva per il Franco Picchiapò, colpo di testa ancora da parte dei giocatori del gruppo Carglemore e ennesima palla spedita al lato con il fallo laterale che verrà battuto dal numero 6 ovvero Vicario, sbaglia Vicario il rilancio con le mani direttamente sul fondo e la rimette in campo ancora il numero 1 Valletta, portiere del gruppo Carglemore. Finamore allarga per Frazzini sulla destra che deve però sbrigarsi, viene attaccato dai giocatori del Franco Picchiapò che lo recuperano
questo pallone dopo il pressing, lo perdono, poi lo recuperano ancora. Alla fine c'è un fallo laterale per il gruppo Carglemura. 9 minuto, 16 alla fine, verticalizzazione ancora verso gli attaccanti, senza però nessuna precisione. Finisce sul fondo la sfera e la rimetterà in campo sempre il portiere del Franco Picchiavò, con le mani a cercare ancora gli attaccanti. Colpo di testa da parte di Pinelli in direzione sempre di Fratini, che viene però anticipato dall'ottimo intervento da parte del numero 8 Francella, che poi riceve ancora Francella per vie centrali, prova a saltare un avversario bianco, serve agli attaccanti, attenzione, limite dell'area, carica alla sinistra, poi preferisce scaricare ancora per Chiaresi che tira sul fondo. Buona opportunità per il gruppo Carglemur, mentre intanto c'è un uomo a terra che si sta allacciando degli scarpini per il Franco Picchiapò. Siamo quasi al 10° minuto, mancano quindi 15 primi, proprio un tempo limitato alla fine di questa partita. 1-0 per il Franco Picchiapò. Gol rocambolesco su azione da calcio d'angolo, senza fortuna il gruppo Carglemur, è vero, ma la squadra del capitano Frassini meritava comunque almeno il pareggio. Questa era una partita che meritava fino adesso di stare sullo 0-0 e il gol che è arrivato, il gol che ha deciso la partita, è arrivato francamente nella maniera più improbabile. Fatto sta che bisogna dare merito al Franco Picchiapò di essere riuscito a passare in vantaggio. Intanto un tiro dalla distanza alto, anzi no scusate, al lato, mentre intanto fischia l'arbitro il time out. Siamo quasi all'11° minuto, siamo 1-0 per il Franco Picchiapò. Si riprende, il gioco riprende dopo questo time out chiamato dalla panchina del gruppo Carglemuro, che sotto, ricordiamo, 1-0 qui alla Stella Azzurra contro il Franco Picchiapò, che è passato in vantaggio al 3° minuto della ripresa grazie ad un calcio d'angolo che è finito addirittura in rete, un cross teso che forse è stato deviato davanti al portiere con l'intervento dell'estremo difensore, che purtroppo non è bastato. Sfera che è finita in rete per questo gol che ha sbloccato la partita che, ricordiamo, è una partita fino adesso da pari, perché le squadre si equivalgono in campo. È arrivato questo guizzo però da parte del Franco Picchiapò, che è riuscito per il momento a dare il vantaggio alla squadra ospite. Siamo all'11°, mancano 14 minuti alla fine di questa partita e il Franco Picchiapò è avanti 1-0. Ricordiamo, con questo risultato la squadra che oggi gioca con la maglia rossa salirebbe in terza posizione in classifica, 13 punti, a 3 dal Tony Ponzi Investigazioni e a 6 dal Dia Solution. Attenzione ancora a questo tentativo di 1 contro 1 sulla sinistra da parte del numero 7 Vazzana, che però viene fermato secondo l'arbitro fallosamente. Calcio di punizione per il gruppo Carglemura, 12°, 13 primi alla fine. Vedremo se da questa posizione vicina al cerchio di centrocampo ci sarà uno schema, un cross in mezzo oppure addirittura un tiro in porta. Dovrebbe essere questa la soluzione, perché di uomini del gruppo Carglemur e quindi di giocatori in maglia viola in mezzo all'area ce ne sono veramente pochi. C'è un solo uomo in barriera per il Franco Picchiapò, ovvero il numero 8 Morganti, e a battere c'è il numero 11 Crielesi per la squadra di casa. Fischia l'arbitro, parte Crielesi col destro, conclusione, grande parata della portiere. Una grande parata da parte del portiere della Franco Picchiapò, è riuscito ad evitare quello che sarebbe stato il pareggio da parte del gruppo Carglemuro, che ora guadagna un secondo calcio di punizione consecutivo, sempre nella zona di campo offensiva, quindi nella metà campo difensiva della Franco Picchiapò, stavolta più avanti, quasi al limite dell'area, con ancora Bianco, oppure vedremo chi fosse Crielesi, che dovrebbero almeno provare, secondo quello che pensiamo, una conclusione. Ci sono 4 uomini in maglia rossa in barriera, con la Franco Picchiapò che è impegnato a difendersi dall'attacco e dall'assalto del gruppo Carglemur, che cerca disperatamente un pareggio che sarebbe importantissimo. Fischia l'arbitro, calcio di punizione, respinta dalla barriera, la palla che rimane sempre nella metà campo difensiva del gruppo Carglemur, che la rimetterà in campo dopo questo fallo laterale battuto in questo momento da Finamore, con le mani in direzione ancora del numero 11 Crielesi, che viene anticipato con un'altra palla a scodellare al centro dell'area di rigore. Alla fine arriva questo tiro ancora respinto, ancora fallo laterale sulla sinistra, alto spiovente, stavolta con le mani, spazza la difesa della Franco Picchiapò, che libera, dall'altra parte arriva subito il tiro, una conclusione che diventa insidiosa per il portiere, autore poco fa di una parata importante, ma che adesso si stava per complicare la vita, anche se francamente questo pallone è schizzato sul terreno di gioco, risultando quasi invisibile
per la prospettiva dell'estremo difensore. Il gruppo Carglemora, che ricordiamo ha finito i time out, ne ha utilizzati uno nel primo tempo, uno nel secondo tempo, prova a costruire l'azione offensiva, quindi avrà anche quest'arma in meno la squadra con la maglia viola. È tutto francamente importante in questa partita, in questi minuti, quando il risultato è così in bilico. Anche i minimi dettagli possono fare la differenza, mentre ora il Franco Picchiavo deve difendersi da questa incursione da parte di Crielesi, che prova a saltare un avversario, poi prova a saltare anche un secondo, alla fine perde la palla e su colui che gli aveva portato via la palla commette fallo. Ci sarà una time out e quindi siamo 1-0 per il Franco Picchiapò al 15esimo, a 10 minuti dalla fine di questa partita. Si riparte quando mancano ormai 10 minuti alla fine di questa partita. Siamo 1-0 per il Franco Picchiapò qui alla Stella Azzurra, che conduce sul gruppo Carglemora grazie a un gol addirittura sul calcio d'angolo durante i primi minuti di gioco di questo secondo tempo. Ricordiamo che con questo risultato la squadra che oggi veste la maglia rossa si porterebbe a 3 punti dalla seconda posizione del Tony Ponzi Investigazioni, quindi in terza posizione che occupa tuttora, ma a 10 punti a pari merito con altre 2 squadre, tra cui lo Jutor, che questa settimana ha perso, così come settimana scorsa contro proprio il gruppo Carglemora. Attenzione intanto a questo tiro che termina sul fondo, ancora un'occasione, anche se non pericolosissima, per il gruppo Carglemora, che si difende ora dal rinvio che verrà effettuato tra poco dal portiere del Franco Picchiapò. Ancora a lungo lancio in direzione degli attaccanti con un doppio colpo di testa. Alla fine la palla però è sempre recuperata dagli uomini in viola, con Crielesi che prova a saltare un avversario, deve girarsi, contrastato da 2 giocatori, alla fine subisce fallo. Quindi calcio di punizione per il gruppo Carglemora al 16esimo, a 9 dalla fine di questa partita. Ci sarà un calcio di punizione che verrà battuto adesso dal gruppo Carglemora con Bianco sul punto di battuta. Un tiro da sotterra che forse era un cross, forse non era nessuno dei due, perché alla fine viene intercettato e spazzato via dalla difesa del Franco Picchiapò, che è tutta dietro la linea del pallone, addirittura dietro la linea di centrocampo, a difendersi dall'attacco, o meglio dagli attacchi del gruppo Carglemora, che però non costruisce certo la migliore delle azioni possibili, perché c'è un tiro addirittura in porta e addirittura fuori senza nessun tipo di pericolo. Attenzione alla palla in mezzo, con il grande errore al momento della sforbiciata da parte di un attaccante. Poi l'arbitro fischia, c'è un fallo che è stato commesso dal Franco Picchiapò, con il gruppo Carglemora che ribatte. Finamore, Frazzini, attenzione perché è pressato, riesce comunque a salvarsi Frazzini, che scarica verso Bianco, che prova sulla sinistra a servire ancora il numero 7, che va a commettere fallo. Calcio di punizione per il Franco Picchiapò, fallo commesso da Vazzana dopo questo pallone che era stato intercettato, stoppato e quindi portato avanti appunto dal numero 7 dopo un lancio col sinistro effettuato da Frazzini. Adesso calcio di punizione per gli ospiti, che sono avanti 1-0 a 8 minuti dalla fine di questa partita. Rimette in campo la sfera il portiere, a lungo lancio ancora a cercare gli attaccanti, colpo di testa verso il numero 7, ovvero Vazzana, che cerca di combattere su questa palla vagante, che però viene difesa molto bene dalla difesa del Franco Picchiapò, che ha tutto tranne la fretta di costruire un'azione offensiva. Vince 1-0, francamente è un risultato che sta anche a largo agli uomini in rosso, che vanno ancora in avanti con la palla che scorre e che alla fine viene intercettata dal portiere. Un risultato che dicevamo sta a largo, perché una vittoria sta a largo a entrambe le squadre, visto che questa è una partita tipicamente da 0-0, di occasioni ne abbiamo viste veramente poche. Ora c'è un tiro, arriva un intercetto, palla sempre per il Franco Picchiapò, che ha un po' di difficoltà a costruire la manovra offensiva. Attenzione al numero 7 che stema sulla destra, arriva l'intervento in scivolata da parte di Grielesi, poi cerca di essere fermato ancora il numero 7 che vince un rimpallo, perde il secondo, poi commette fallo. Calcio di punizione per il gruppo Carglemora. Comunque ottima entrata in campo da parte di Lorenzo Musu, che si è fatto subito sentire sulla fascia destra. Finamore per Crielesi, con la destra addirittura un tiro in porta, senza pericoli per la porta del Franco Picchiapò.
rimette in campo con le mani ancora l'estremo difensore quando siamo giunti ormai al 19esimo, mancano 6 minuti alla fine di questa partita. Attenzione a questa palla in mezzo che viene però intercettata ancora dalla difesa del gruppo Carglemore, che prova ad andarsene sulla sinistra. Attenzione al numero 7 Vazzana che scarica verso un compagno, la mette in mezzo, cross alla terra, deviato dalla difesa del Franco Picchiapò, rimessa laterale viola in zona offensiva con Finamore che va alla battuta con le mani in questo momento. Superato il 19esimo, palla in mezzo, meno di 6 minuti alla fine di questa partita, spassano ancora i giocatori in rosso in una zona di campo dove non c'è nessuno, non ci sono né maglie rosse né maglie viola. La prende il portiere del gruppo Carglemore che rilancia con i piedi direttamente tra le braccia del suo omonimo e opposto, ovvero l'estremo difensore del Franco Picchiapò, mentre intanto l'arbitro va un attimo a capire quali siano i problemi tra diversi giocatori della due squadre, con qualche discussione in campo tra i giocatori del gruppo Carglemore e quelli del Franco Picchiapò. Alla fine c'è addirittura una palla contesa, anzi no, si riparte dalla portiere. Quindi 5 minuti alla fine, siamo al 20esimo, 1-0 per il Franco Picchiapò qui alla Stella Azzurra. Franco Picchiapò che vede questa vittoria, che sarebbe la quarta del suo campionato, che porterebbe ovviamente questa squadra a ridosso delle prime, a 13 punti, a 3 dalla seconda, 6 dalla prima. Attenzione a questo tiro, la grande parata del portiere, palla sul fondo. Calcio d'angolo sulla destra per il Franco Picchiapò. Calcio d'angolo battuto sulla destra con la sinistra, attraversa tutta l'area di rigore, fortissimo, nessuno ha potuto arrivare su questo cross che finisce direttamente in fallo laterale, già battuto per il gruppo Carglemore. Lunga verticalizzazione, ancora a cercare gli attaccanti, alla fine la prende Musu e centrocampo, un doppio rimpallo, poi Morganti scarica ancora per Musu, respinta del portiere. Con le mani ancora i giocatori del gruppo Carglemore provano a reagire dopo questa sfuriata da parte del Franco Picchiapò, che ha avuto due buone opportunità con due parate del portiere che hanno salvato il risultato, quello che avrebbe potuto essere veramente un risultato decisivo a favore del gruppo Carglemore. Ancora la palla in mezzo, forse l'ultimo a toccare proprio l'attaccante Musu del Franco Picchiapò, infatti l'arbitro decide così, calcio di rinvio del portiere. Poi sulla sinistra c'è un fallo commesso da un giocatore in rosso su una componente dell'attacco viola, e calcio di punizione per il gruppo Carglemore a meno di 4 minuti dalla fine di questa partita, quando siamo giunti al 21esimo e 30 secondi qui alla Stella Azzurra. Fischia l'arbitro, calcio di punizione, parte il numero 11 Crielesi, tiro direttamente addosso alla barriera, 22esimo, 3 minuti scusate, alla fine di questa partita, 1-0 per il Franco Picchiapò. Vedremo quanti minuti di recupero e se ci saranno l'arbitro assegnerà. Ancora un calcio di punizione, ancora per il gruppo Carglemore, con il bravissimo Antonio Crielesi che si è guadagnato l'ennesimo calcio piazzato della sua partita, una partita molto generosa ma non certo incisiva. Ne abbiamo visti veramente pochi di tiri in porta del gruppo Carglemore, non sono stati tanti nemmeno quelli del Franco Picchiapò, che però è stata più opportunista, più fredda a sfruttare le occasioni davanti alla porta. Attenzione a questo calcio di punizione, parata del portiere, la sfera rimane sempre in attacco con il tentativo del gruppo Carglemore che viene fermato, rimessa laterale sulla sinistra. La batte Crielesi in questo momento, che da centravanti addirittura va a giocare da boa e va a prendersi le responsabilità nelle parti del campo che non gli sono consone, con la rimessa laterale che viene battuta proprio da lui. Ora si allarga sulla destra, rientra col sinistro, palla in mezzo in direzione ancora di Frazzini che viene anticipato, la recupera sempre il Franco Picchiapò, arriva questo lancio sul fondo mentre l'arbitro fischia 2 minuti di recupero, quindi 2 alla fine più 2 eventuali di recupero, 4 alla fine di questa partita, 1-0 per il Franco Picchiapò, che adesso deve difendersi da questo tentativo di attacco, uno degli ultimi, da parte del gruppo Carglemore. Con le mani ancora, la palla però
direttamente abbrancata in presa dal portiere del gruppo Car Glamour, ovvero Valletta, che la rimette subito in campo con le mani, con l'esterno sinistro sulla sinistra, con il tiro dalla distanza e il rimpallo da parte forse dei giocatori del Franco Picchiapò con quelli del gruppo Car Glamour che reclamavano un fallo di mano. L'arbitro non è di questo avviso, poi alla fine contropiede con il tentativo in scivolata per andare a recuperare il pallone, che però non è fruttuoso perché l'ultimo a toccare è sempre un giocatore in maglia rossa, e quindi rimessa laterale per il gruppo Car Glamour, che ancora una volta la riperde e poi cerca di riconquistarla. Alla fine fallo subito a centrocampo da Chiresi, che tentava di andarsene in contropiede. 24esimo, un minuto più un minuto di recupero alla fine. 1-0 per il Franco Picchiapò, speranze ridotte al lumicino per il gruppo Car Glamour, che cerca disperatamente di andare a pareggiare questa partita, con le mani il portiere in direzione ancora degli attaccanti che vengono scavalcati. Poi Frazzini prova a lottare su questa sfera, la recupera, palla ancora sulla destra, arriva l'intercetto da parte dei giocatori del Franco Picchiapò che la mettono in fallo laterale, rimessa con le mani sempre per il gruppo Car Glamour, con Bianco che viene ancora fermato, l'ultimo a toccare è un giocatore in rosso, quindi rimessa laterale per il gruppo Car Glamour. Vediamo, c'è stato un fischio dell'arbitro, un fischio solamente per redarguire a livello verbale uno dei giocatori del Franco Picchiapò, nessun tipo di provvedimento disciplinare dell'arbitro. Con le mani ancora il gruppo Car Glamour, con questo colpo di testa che poteva addirittura diventare un assist involontario verso un giocatore ospiti, con la Franco Picchiapò che poteva farsi male da sola. Una delle ultime azioni, calcio d'angolo per il gruppo Car Glamour, che va alla cross, calcio d'angolo sulla sinistra, secondo palo, la palla attraversa tutta l'area di rigore, finisce qui. Il gruppo Car Glamour viene sconfitto dal Franco Picchiapò, che sale in terza posizione in classifica, 13 punti, a 3 dalla seconda, a 6 dalla prima, e quindi in zona playoff.